I lanciatori seriali hanno le ore contate. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, e l'assessore al ramo, Nello Amel, hanno intensificato i controlli. Appostamenti fatti con tanto di telecamera nascosta che non hanno lasciato alcuna possibilità di scampo. Siamo tre piccoli porcellin, siamo tre fratellin, mai nessun ci dividerà, tra la 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 la. Siamo tre piccoli porcellin, siamo tre fratellin, mai nessun ci dividerà, tra la 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 la. Sono 6 commercianti o impiegati nelle rivendite ambulanti di generi alimentari che sono stati identificati, sanzionati e che nelle prossime ore verranno denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento per abbandono di rifiuti. Nella zona del Porticciolo di San Leone e lungo il viale Falcone Borsellino sia i lavoratori che anche un cittadino sono stati incastrati dalle telecamere nascoste. Tra gli sporcaccioni anche delle vere e proprie miss, ragazze giovanissime. Ad ognuno di loro è stata elevata una sanzione di 500 euro, ma a carico dei commercianti, secondo quanto preannuncia il comandante della Polizia Municipale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni, verrà formalizzata una denuncia. E fra questi incivili c'è anche, spiega il sindaco Firetto, chi si lamenta affermando che la città è sporca. Resta invece un problema tutto da risolvere il fatto che il comune di Agrigento abbia dichiarato all'SRR di avere 32.000 utenze. Poi altre 4.000 persone si sono autodenunciate per arrivare a 36.000 utenze, ma il comune ha acquistato solo 22.000 kit. Restano scoperte dunque 14.000 utenze, a cui c'è da sottrarre altri 1.000 kit acquistati di recente dal comune. Tirando le somme, almeno 12.000 utenze sono ancora senza mastelli. Questo significherebbe che le percentuali di rettitudine sulla differenziata raggiunte dal comune di Agrigento sarebbero assolutamente falsate, perché il calcolo di percentuale non è sulle 36.000 utenze reali.